Prima proprio di partire con i saluti iniziali vi ricordo per dovere che per normativa di legge stiamo registrando l'intervento, stiamo registrando l'iniziativa e quindi con il vostro assenso, essendo all'interno del meeting, date il vostro assenso per la registrazione come modulo per la privacy, diciamo, il consenso dell'utilizzo dei vostri dati, nel senso di video e audio, qualora poi interveniate. E per anche dovere di cronaca, questo video verrà poi pubblicato all'interno dei nostri canali YouTube e utilizzato a scopo promozionale all'interno dei social di Confartigianato e di IVL. Questo come dovere di cronaca. Tant'è. Allora direi che a questo punto possiamo iniziare. Buonasera, io sono Elisa Gusella, sono responsabile servizio all'impresa di IVL, Istituto Veneto per il Lavoro, che è l'ente di formazione della Confartigianato del Veneto. Siamo partiti ieri con la prima delle date dell'ITS Tour, un ciclo di 7 incontri nel corso del quale le 7 ITS Academy del Veneto si presentano e incontrano le nostre imprese, le imprese del sistema Confartigianato, per conoscerci e per verificare e sondare quali sono le opportunità di collaborazione che possiamo attivare. Questa sera avremo l'opportunità di conoscere quindi l'organizzazione dell'ITS Academy dell'agroalimentare, conoscere i suoi contenuti formativi, le opportunità di collaborazione che un istituto superiore di questo tipo può avviare con il nostro mondo artigiano. Avremo la possibilità di sentire le testimonianze sia di un'impresa rappresentativa del territorio che di uno studente dell'ITS, per questo ringrazio già a partire da adesso della loro presenza, e sarà anche quindi l'occasione di fare una chiacchierata con le 4 imprese venete rappresentative del nostro sistema Confartigianato sulle necessità di avere giovani professionalità specifiche all'interno delle nostre aziende e capire quali possono essere le modalità più idonee per avviare un percorso di inserimento dei giovani all'interno delle nostre aziende. Ringrazio fin da ora il lavoro che è stato fatto, tutti i colleghi delle Confartigianato provinciali e delle strutture associative che hanno contribuito alla buona riuscita di queste serate. Appunto, ieri siamo partiti con la presentazione dell'ITS Red, oggi abbiamo l'ITS agroalimentare e fino al 14 luglio avremo altre 5 serate che ci consentiranno di chiudere poi il cerchio e questo tour di conoscenza con il mondo dell'ITS. E il primo momento di questa serata è dedicato alla presentazione del manifesto di posizionamento che esprime il pensiero e la visione di Confartigianato del Veneto rispetto al mondo della formazione specialistica e quella erogata dagli ITS in modo particolare. Quindi io chiederei al presidente della Federazione Regionale degli Alimentaristi, Cristiano Luigi Gaggion, che vedo, e chiedo, buonasera. Grazie, buonasera, di intervenire per illustrarci appunto i 10 punti del nostro manifesto programmatico. Grazie. Bene, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la Federazione, IVL e le associazioni territoriali. Un grazie particolare a tutto il gruppo di lavoro che si è impegnato per rendere possibile questo tour estivo. Saluto e ringrazio il direttore della Fondazione ITS, Damiana Tervilli, e i suoi collaboratori, per essersi fin da subito resi disponibili, i nostri relatori, i colleghi imprenditori per la loro presenza e l'attenzione che hanno rivolto a questo tema da tutti molto sentito. È stato un periodo per molti di noi complicato, ma abbiamo resistito, diciamo che siamo stati resilienti. Ha prevalso l'orientamento al futuro. Questo è il secondo degli appuntamenti estivi che compongono il ciclo di webinar dedicato agli ITS, che intende far conoscere di più e meglio alle nostre imprese l'offerta formativa appunto degli ITS. Un'iniziativa che in continuità con il convegno del 23 aprile, che ha avuto tra i relatori il ministro dell'istruzione Bianchi e l'assessore regionale Donazzan,
Si propone di rendere concreto il sodalizio tra impresa e ITS e porre le basi per un nuovo patto per il lavoro del futuro, di cui siano protagonisti i giovani con le loro competenze. Quindi futuro, imprese, competenze, ITS. Intorno a questi concetti abbiamo costruito il nostro manifesto, un'affermazione dei nostri valori, dei nostri impegni, della nostra visione, della formazione dell'impresa come luogo di apprendimento e formazione. Questo manifesto che appunto questa sera voglio condividere con voi. Quindi noi, imprese del sistema Confartigianato Veneto, vogliamo che il mondo dell'istruzione e della formazione interagisca con il nostro sistema, reagendo alle sollecitazioni delle imprese per la crescita del capitale umano. Vogliamo che la formazione e il mondo dell'impresa sviluppino politiche e strumenti atti ad assicurare il pieno diritto di cittadinanza delle persone che operano nel mondo economico. Pensiamo che dal connubio scuola-impresa debbano attivarsi processi di accelerazione dei cambiamenti sociali, economici e le opportunità connesse al pensiero creativo, democratico che stanno alla base dello sviluppo economico. Ci impegniamo quindi come sistema dell'education a promuovere una nuova stagione dei mestieri e delle professioni che operano nell'impresa artigiana. Ci impegniamo a ibridare le culture e le tradizioni del lavoro con le nuove culture della sostenibilità. Pensiamo che la formazione tecnica, sintesi dei saperi scientifici sia uno strumento di espressione della creatività e dello spirito imprenditoriale. Ci impegniamo affinché l'allievo diventi il soggetto che attiva i processi di sviluppo strategico, generazionale, organizzativo nell'impresa artigiana e sia portatore di competenze pluridisciplinari di valore assoluto. Vogliamo che il laboratorio dell'azienda artigiana sia il luogo ideale per valorizzare le applicazioni tecnologiche e la manualità artigianale. Auspichiamo che la nuova didattica, che il mondo dell'istruzione e della formazione necessariamente farà propria, rafforzi quegli strumenti e quelle modalità di apprendimento esperienziali, quindi alternanza, apprendistati, tirocini, che hanno determinato il successo degli ITS. Noi ci attiveremo per promuovere il sodalizio tra impresa e mondo dell'istruzione e formazione, per far sì che questo avvenga tramite l'apprendistato quale sintesi di una nuova scommessa per il lavoro del futuro. Vi ringrazio per l'attenzione, ho concluso. Grazie Presidente Gagionna per la presentazione, credo sia già un primo punto un primo momento di riflessione e una raccolta di spunti. Chiederei quindi ora alla collega Giulia Rosolen, che è la responsabile dell'area competenze e mercato del lavoro di Confartigianato Imprese Veneto, di condividere con noi ulteriori riflessioni e analisi sul ruolo degli ITS in Veneto e sul futuro dei giovani all'interno delle nostre imprese. Quindi lascio la parola a Giulia e grazie. Bene, grazie Elisa, grazie al Presidente Gagionna che ha letto il nostro manifesto e sintetizzato così la visione di tutto il sistema rispetto al mondo degli ITS. Lasciatemi ringraziare, l'avete già fatto voi, ma ho piacere di farlo anch'io, tutti i colleghi dei territori che veramente si sono fatti in quattro per rendere possibile questo ciclo di eventi estivi che abbiamo organizzato in maniera veloce, rapidissima, e quindi grazie davvero a loro per tutto il contributo e il sostegno che ci hanno dato. Il mio, come diceva Elisa, è un intervento introduttivo, cercherò di essere breve per non rubare spazio agli altri relatori e soprattutto anche ai referenti degli ITS che ci racconteranno proprio l'offerta formativa e le opportunità di collaborazione. Io che cosa vi racconterò? Cercherò di spiegare in maniera molto sintetica che cosa sono gli ITS, perché per noi come sistema sono importanti, quali sono i numeri che contraddistinguono il sistema degli ITS in Veneto, quali sono un po' le richieste delle imprese, quindi fabbisogni
di assunzione che manifestano le imprese, soprattutto del settore dell'alimentazione e dell'agroalimentare. Faremo un punto sull'iter di riforma in atto e dirò in maniera molto sintetica quali sono i benefici che il nostro sistema ha riservato alle imprese che intendano attivare dei contratti di apprendistato di alta formazione proprio con gli studenti che vengono dagli ITS. Come sapete, gli ITS sono sostanzialmente un canale di istruzione terziaria, non universitaria, che integra istruzione, formazione e lavoro secondo i più avanzati modelli internazionali, penso in particolare a quello tedesco. È un'offerta formativa post-diploma, si rivolge quindi alle persone in possesso di un diploma quinquennale o di un IFTS, e quindi sostanzialmente è un'opportunità di formazione terziaria, tecnica, specialistica offerta alle persone per completare la propria formazione. Perché però sono così importanti e perché ne parliamo questa sera? Il perché lo ha detto bene il ministro Bianchi nel corso del suo convegno, del convegno che abbiamo organizzato il 23 aprile, di cui questo è un momento di continuità, e ha detto che questo canale di istruzione è importante per il Paese, quindi non solo per le imprese, ha detto anche un'altra cosa, non solo per le grandi imprese, quindi è importante soprattutto per le piccole e le medie imprese che compongono poi il tessuto produttivo del nostro territorio, perché forma il personale, con la fascia intermedia di personale, con le competenze adeguate per supportare le imprese nella transizione, in quella transizione di cui tanto si parla e che i ragazzi che escono da questi percorsi possono supportare gli imprenditori a mettere in atto con competenze in particolare nel mondo del digitale, oltre che negli ambiti che vengono definiti della smart specialization. Questi ITS costituiscono, questo l'ha detto anche il Presidente del Consiglio Draghi, un pilastro educativo fondamentale del nostro Paese. Gli ITS non sono una novità, in realtà esistono nel nostro Paese dal 2008, da allora ad oggi i numeri degli iscritti di diplomati a questi percorsi hanno continuato progressivamente ad aumentare, crescono di anno in anno. La nostra regione è la seconda regione italiana per numero di iscritti e per numero di diplomati, ma se andiamo a guardare ai numeri assoluti, come vedete in questa slide, purtroppo i numeri dei diplomati e degli iscritti rimangono ancora decisamente bassi, soprattutto se pensiamo al numero di quelli che sono i diplomati tecnici che escono ogni anno dal nostro sistema formativo. Pensate che i ragazzi che decidono di iscriversi a un istituto tecnico superiore sono soltanto il 2% dei ragazzi che si diploma in un istituto tecnico nella nostra regione. Quindi i potenziali di crescita ci sono molto ampi, ma bisogna rafforzarli, renderli più conosciuti, più attraenti per i ragazzi. Anche perché quello che sappiamo è che il numero di diplomati e di iscritti è insufficiente a rispondere al fabbisogno del sistema impresa. Se guardate questo grafico potete osservare come, fatte 100 le assunzioni effettuate dal sistema alimentare nel 2020, dalle imprese con meno di 49 dipendenti, i ragazzi assunti con un titolo di studio di diploma ITS sono ancora una strettissima minoranza, sono solo lo 0,5% del totale delle assunzioni. Questo dipende proprio dal fatto che ci sono pochissimi tecnici superiori, quindi pochissimi giovani in possesso di questo titolo, mentre i dati di Excelsior ci dicono che il fabbisogno delle nostre imprese sarebbe molto più ampio di quello che effettivamente gli istituti tecnici riescono ad assicurare alle nostre imprese. Un altro dato ci dice come il binomio tra le nostre imprese, le nostre piccole imprese e gli ITS sia importante e già lo sia. Se guardiamo, e questi dati riguardano sempre il Veneto, al dato appunto relativo alle dimensioni delle imprese che ospitano gli studenti degli ITS in tirocinio, ci accorgiamo immediatamente come oltre il 70% appunto delle imprese che ospitano questi ragazzi sono imprese
che hanno fino a 49 dipendenti, quindi il nostro sistema. Questo significa che già lo sono, già gli ETS sono un partner strategico e lo possono diventare sempre di più. Per questo guardiamo a questo mondo con un interesse sempre crescente. Tutto ciò per dire che se c'è davvero un problema che riguarda gli ETS, riguarda proprio il fatto che gli studenti sono pochi rispetto al fabbisogno, e proprio per cercare di risolvere questo problema che il governo Draghi ha fortemente voluto un investimento culturale oltre che economico dedicato proprio al mondo degli ETS. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede proprio un capitolo specificamente dedicato al mondo degli ETS, prevede un rafforzamento e prevede uno stanziamento importante di risorse dedicato a questo obiettivo. Le risorse riservate al rafforzamento del sistema degli ETS ammontano ad 1,5 miliardi di euro, una cifra importante, pari a circa 20 volte quella che veniva ordinariamente stanziata per questo canale di istruzione, e che ci dice quanto si voglia appunto potenziarlo. Oltre all'investimento economico previsto, c'è un impegno del governo a riformare il sistema degli ETS. Attualmente sono in discussione 6 disegni di legge di iniziativa parlamentare dedicati proprio alla riforma degli ETS. I diversi testi sono ora stati riuniti in un unico testo che è in discussione e all'esame della 7ª commissione, quella appunto dedicata alla cultura e all'istruzione, e ci sono diverse previsioni che vanno a riformare il sistema degli ETS per renderlo più forte. Noi come Confartigianato abbiamo contribuito a questa discussione, abbiamo offerto nelle mani del Ministro Bianchi una nostra proposta normativa, una nostra proposta di testo unico sugli ETS, che sappiamo essere stata considerata anche nell'ambito della discussione di quelli che sono i lavori della Commissione. Che cosa abbiamo proposto? L'ho sintetizzato in 5 punti. Abbiamo chiesto di prevedere degli incentivi fiscali rivolti nello specifico alle piccole imprese che partecipano alle fondazioni ETS in qualità di soci. Abbiamo chiesto la previsione di misure di detassazione per le imprese che stipulano con gli ETS e delle convenzioni volte a portare innovazione all'interno delle imprese. Abbiamo poi richiesto una cosa tecnica ma che è molto importante: abbiamo chiesto la previsione di agevolazioni contributive per l'apprendistato di alta formazione e ricerca, cioè quel tipo di apprendistato che consente di poter avere in azienda i ragazzi degli ETS già nel momento in cui si stanno formando e quando sono ancora studenti. Nello specifico abbiamo chiesto che vengano parificati gli incentivi normativi previsti per l'apprendistato di primo livello e quelli riservati all'apprendistato di alta formazione e ricerca. Abbiamo richiesto un investimento maggiore nell'orientamento dei ragazzi iscritti agli istituti tecnici, iscritti appunto all'istruzione secondaria superiore, misure di orientamento innovative rivolte anche alle famiglie che ci vedano partecipi anche come mondo delle associazioni, come mondo della rappresentanza. Abbiamo poi chiesto una stabilizzazione dei finanziamenti ed un'apertura all'internazionalità di questi percorsi. Ecco, torno un attimo sull'apprendistato prima di concludere. Per noi l'apprendistato è il contratto principe per l'ingresso dei giovani all'interno delle imprese del settore artigiano, un contratto per noi importantissimo e che vogliamo valorizzare soprattutto nella sua dimensione dell'apprendistato di alta formazione e di ricerca, che è quello, come vi dicevo prima, che ci consente di avere gli studenti degli ITS all'interno dell'impresa. Per questo motivo abbiamo definito un accordo sindacale regionale con le altre parti, con le altre associazioni datoriali, con le associazioni e con le organizzazioni sindacali dell'artigianato, che disciplina questo contratto sia dal punto di vista retributivo, quindi stabilisce che per le ore di formazione che gli studenti trascorrono all'interno dell'ITS non sia prevista una retribuzione, mentre per la formazione in azienda sia prevista una retribuzione al 10% e una retribuzione che arriva all'80-85% invece per le ore di effettivo lavoro, ma abbiamo previsto anche, grazie all'intervento del nostro ente bilaterale,
dell'artigianato, EBAV, delle prestazioni economiche alle imprese che attivino questi contratti, quindi garantendo dei rimborsi per le spese di coprogettazione, per le spese che riguardino la formazione dei tutor aziendali, per gli adeguamenti che devono porre in essere eventualmente per quanto riguarda la salute e la sicurezza, ma anche abbiamo previsto delle prestazioni per i giovani assunti con questo contratto, in particolare misure di welfare collettivo, un'assistenza sanitaria integrativa, la previdenza complementare aggiuntiva con delle quote dedicate e anche l'attribuzione di una borsa di studio ai ragazzi assunti dalle nostre imprese che poi si diplomano e a cui verrà riconosciuto al momento del diploma una borsa di studio del valore di 1.050 euro. Con questo io ho concluso, vi ringrazio tutti per la presenza questa sera, di nuovo tutto il gruppo di lavoro. Ora è il momento di un breve clip che è stato realizzato dal nostro ufficio studi, dove Anna Miazzo, la collega, ci illustrerà il tessuto imprenditoriale potenzialmente interessato dall'offerta formativa degli ITS in Veneto, con un focus specificamente rivolto alle imprese dell'agroalimentare. Quindi via il video. Le 7 ITS Academy del Veneto, con i loro 55 percorsi, intercettano una fetta piuttosto rilevante delle imprese della nostra regione, coinvolgendo un totale di 28 mestieri. Parliamo di abbigliamento, di arredo, di gomma e plastica, di edilizia, di ICT, di grafica, ma anche di alimentazione e ristorazione, passando per il trasporto merci e il trasporto persone. Il 75,2% di queste imprese è impresa artigiana, mentre circa 83.000 sono imprese che hanno almeno un dipendente. Queste imprese coinvolgono al loro interno oltre 1 milione di addetti, di cui 265.313 sono attivi in imprese artigiane. I lavoratori alle dipendenze sono invece 767.000, di cui circa 149.000 sono attivi in imprese artigiane. L'ITS agroalimentare interessa essenzialmente i settori legati alla filiera dell'alimentazione e della ristorazione, che intercetta circa 36.000 imprese. Di queste 6.350 sono imprese artigiane. All'interno di queste imprese operano circa 206.000 addetti, di cui circa 30.000 sono attivi in imprese artigiane. I lavoratori alle dipendenze sono invece 140.676, di cui circa 19.000 sono attivi in imprese artigiane. Riprendiamo quindi dopo questo clip gli interventi. Ringrazio finora chi è intervenuto e direi che i numeri parlano chiaro e sulla base di questi numeri è quindi fondamentale parlare dell'offerta formativa che l'ITS agroalimentare dà. È un ITS che basa la propria specificità nel connubio fra produzione, fra trasformazione e distribuzione di prodotti agroalimentari in un'ottica di sostenibilità e di innovazione. Chiederei quindi alla direttrice, la dottoressa Damiana Tervilli, di introdurre i dati, i numeri e le possibilità che il nostro ITS agroalimentare dà. Allora, dottoressa buonasera, interviene Martina Berton, il bello della diretta, ma non è un problema. Allora. Prego, dottoressa, responsabile comunicazione ITS Academy. Grazie, parto io con alcune slide. Eccoci, sto condividendo, sì, metto a schermo intero. Eccoci. Allora, buon pomeriggio a tutti, sono Marina Berton, appunto responsabile comunicazione dell'ITS Academy Agroalimentare Veneto. Darò qualche informazione sulla fondazione. Allora, la Fondazione Istituto Tecnico Superiore Nuove Tecnologie per il Made in Italy ha sede legale a Conegliano ed è unica del settore nel Veneto. Da chi è costituita?
da istituzioni scolastiche, enti locali, università, enti di formazione e aziende rappresentative del territorio per il settore agroalimentare. È partita nel 2010 con 7 soci fondatori, li vedete già qui sotto, tra questi alcuni istituti di formazione superiore, il Comune di Conegliano, la provincia di Treviso, l'Università di Padova, ENAIP, Umana, Latteria di Soligo, Carpene Malvolti e la Fondazione per l'insegnamento enologico e l'agrario. Come dicevo, l'istituto di riferimento resta la Scuola Enologica Cerletti di Conegliano. La presidente è la dottoressa Rosanna Carpenè di Carpene Malvolti SPA e il direttore è la dottoressa Damiana Perrille. La sede legale di Conegliano si trova presso il campus di formazione, istruzione superiore e universitario. Non so se lo conoscete già, lì a Conegliano è proprio un vero campus, dove c'è anche una sede distaccata dell'Università di Padova. Le altre nostre sedi sono a Verona, in provincia di Verona, Buttapietra, a Padova e nuova, nuovissima, a Bassano del Grappa. Mediamente al primo anno abbiamo tra i 120 e i 150 iscritti. E come diplomati sono poche le persone che escono durante il percorso formativo e quindi c'è alla fine del biennio una media di 120 diplomati tra i corsi delle diverse sedi. Ricordiamoci che per ogni sede, ad esempio qui potete vedere la mappa di dove si svolgono i corsi, ad esempio la sede di Buttapietra può avere al massimo 25 studenti e c'è un corso solo che dura 2 anni. Padova c'è un corso solo che dura 2 anni e si possono iscrivere ogni anno non più di 25 studenti. Questo è per regolamento, per normativa. La percentuale, il tasso di occupazione è tra l'85 e il 90%. Naturalmente è una media e cambia di anno in anno. Quante imprese partner ad oggi abbiamo? Più di 250 imprese partner di tanti settori. Caseifici, biscotteria, pastifici, aziende di produzione biologica in conversione, aziende zootecniche, lattiero-casearie e così via. Se poi avete piacere di andare a visitare il nostro sito, c'è la sezione aziende e potete scorrere anche tante aziende che fino ad oggi hanno preso in stage o hanno collaborato per visite aziendali, per assunzioni degli studenti. C'è tutto l'elenco di quasi tutte le aziende che fino ad oggi hanno collaborato. Quali sono gli indirizzi di studio dei nostri studenti? Noi abbiamo 4 indirizzi di studio, 4 indirizzi di specializzazione che si possono frequentare in più sedi. Uno è Agribusiness Manager per le produzioni biologiche e abbiamo detto si può frequentare nella sede di Padova, quindi si possono iscrivere 25 studenti al primo anno e poi altri 25 studenti si possono iscrivere nella sede di Buttapietra. Il percorso formativo del biennio è identico. Quali sono i focus principali di indirizzo? Si parlerà delle filiere vegetali e animali biologiche, del controllo qualità, della gestione e organizzazione aziendale, ma anche delle certificazioni ambientali e biologiche e la valorizzazione delle produzioni locali e biologiche. Questi sono dei focus. Se poi abbiamo un minuto di tempo e volete vedere meglio
tutte le materie. Abbiamo pubblicato da poco la nostra nuova guida, brochure, dove ci sono per il primo e il secondo anno tutte le ore di formazione e i moduli formativi. Quali sono, aspetti che sposto qui sopra, ecco, quali sono i profili professionali che possono uscire da questo percorso? Sono figure tecniche che si possono occupare dell'ambito delle produzioni biologiche in generale. Solo biologiche? No, anche no, perché c'è un indirizzo del settore biologico, ma soprattutto il primo anno, nelle 4 specializzazioni, i moduli formativi sono molto simili. Si dà una formazione di base a tutti gli indirizzi di studio. In questo modo gli studenti che provengono da formazioni diverse hanno una formazione di base più o meno comune, che si diversifica come? Con più o meno ore formative e dando un taglio da parte dei docenti, un taglio legato all'indirizzo. Come sapete probabilmente già, almeno il 70% dei docenti dei nostri corsi proviene proprio dal mondo del lavoro. Quindi nel corso Agribusiness Manager per le produzioni biologiche molti docenti vengono da questo settore, da queste aziende del settore biologico, e quindi se ad esempio nella gestione e organizzazione aziendale, gli danno un taglio specifico per le aziende di produzione biologica. Quindi quali sono le imprese dove i nostri studenti possono poi andare a lavorare? Piccole, medie e grandi imprese possono avviare una loro attività imprenditoriale, collaborare come professionisti esterni e naturalmente anche con enti ed istituzioni. In questo caso viene data particolare attenzione alle imprese del settore biologico, e quindi quando i nostri studenti entrano in stage si cercano aziende del settore. Del settore che poi possono però andare a fare pratica, hanno 900 ore di stage nel biennio, mediamente 350 ore il primo anno e le restanti ore il secondo anno. E quindi possono andare a fare pratica nel reparto produzione, controllo qualità, marketing e tutti i reparti di un'azienda di produzione biologica, di prodotti biologici. Un altro percorso, e si trova solo a Conegliano, Agribusiness Manager per la salvaguardia dell'ambiente. Quali sono i focus principali? Le filiere del Made in Italy, la gestione del paesaggio e dell'ambiente, enogastronomia e turismo, grandi eventi e tutela per UNESCO. L'anno scorso l'Associazione delle Colline del Prosecco ha dato il suo patrocinio proprio per questo corso. Quindi, se voi guardate la frase che specifica la figura di tecnico superiore, è tecnico superiore per la gestione e salvaguardia dell'ambiente, orientato alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari. La figura tecnica è nel settore paesaggistico, turistico, enogastronomico.
E dove possono operare gli studenti? Nel settore dell'enogastronomia, quindi in tutte quelle imprese che si occupano di enogastronomia, enoturismo, piccole, medie, grandi aziende, gestendo eventi nelle aziende che si occupano di enogastronomia e turismo e promozione dei prodotti e del territorio circostante. Il terzo percorso è un percorso nuovissimo, a Bassano del Grappa. È stato richiesto dal territorio questo percorso formativo per le produzioni casearie e le piccole produzioni locali dell'area montana e pedemontana. Anche in questo caso solo qualche focus principale, sicuramente la filiera lattiero-casearia, le filiere tipiche del territorio. Anche in questo caso molto importante sarà la valorizzazione dei prodotti e poi il marketing, la distribuzione, la logistica e la comunicazione. Quali saranno i profili professionali in uscita? Prevalentemente nel settore lattiero-caseario e dei prodotti tipici dell'area montana e pedemontana, confetture, miele e così via. E potranno prevalentemente collaborare o lavorare nelle aziende valorizzando i prodotti del territorio, nella produzione dei prodotti e nella loro trasformazione. L'ultimo percorso è un percorso che ha due sedi, una a Conegliano e l'altra a Verona. Questo percorso è una figura di tecnico superiore di supporto al responsabile della produzione, trasformazione e commercializzazione sostenibili di prodotti agrari, agroalimentari e agroindustriali. Quali sono anche in questo caso i 3-4 focus principali? Le filiere del Made in Italy, il controllo qualità del processo produttivo, le certificazioni, la legislazione, la normativa regionale, nazionale ed europea e poi tutta l'area legata al marketing, alla distribuzione, alla logistica e alla comunicazione. Quale può essere la figura in uscita? È una figura che può lavorare in un reparto marketing e commerciale, nell'esportazione, nella distribuzione dei prodotti, ma anche nell'innovazione di prodotto, nel controllo qualità di prodotto e processo. Questa figura professionale molti studenti si appassionano proprio al controllo qualità e poi restano in quel settore, oppure nell'ufficio marketing, o fanno innovazione di prodotto. E ce ne sono diversi. Anche quest'anno, ad esempio, nel corso di Verona, non so se sapete, alla fine del biennio lo studente ha un esame impegnativo che è formato da 3 prove. Tra queste prove c'è la presentazione di un project work, e cioè di una non per forza un problema, una tematica affrontata in azienda durante il secondo anno di stage.
lo studente, insieme al tutor aziendale, solitamente cerca di risolvere il problema magari sorto, oppure di innovare un prodotto. Cerca di, in prima persona, di portare un supporto all'azienda. Riccardo, che tra poco conosceremo, ci racconterà brevemente proprio il project work che sta facendo presso l'azienda Redoro, che si trova a Grezzane, in provincia di Verona. Ma diversi studenti propongono all'azienda: mi piacerebbe sviluppare questo tipo di prodotto, e l'azienda in queste ore di stage spesso capita che dice: perché no? Fammi un business plan. Lo studente viene preparato a creare il business plan, quindi sa farlo, a fare la sua SWOT analysis, viene preparato in tutte queste materie, e spesso l'azienda dice: ok, potremmo starci con i costi, perché no? Utilizza questo periodo di tempo e vediamo se può uscire un nuovo prodotto. Questo è un esempio. Oppure partecipano proprio a fare agli audit per le certificazioni, dove possono quindi andare a lavorare. Essendo agribusiness e marketing manager, in realtà possono andare a lavorare in varie aziende del settore agroalimentare, perché vengono formati su diverse filiere del Made in Italy: carni, cereali, latterio caseario, ortofrutta. Quindi possono lavorare in tutti i vari ambiti. Il tasso di occupazione dei diplomati ad un anno dal diploma è sul 90,2%. E in cosa sono occupati oggi? Controllo qualità, come dicevo prima. Alcuni hanno scelto di proseguire il percorso di studi e quindi sono andati all'università. Nella logistica, cereali e derivati, carne, marketing, aziende agricole e ortofrutta, settore vivaistico, lattiero caseario, vino e altre bevande. Questi sono dati 2017-2019. Da dove provengono i nostri studenti prevalentemente? Hanno una formazione superiore di agrotecnica, poi provengono anche dall'agrario professionale, dall'alberghiero, dai licei, alcuni studenti sono già laureati, e altre formazioni superiori, linguistico, artistico, pedagogico e così via. Indirizzo informatico, chimico anche, quindi tutte le altre scuole. Su questa slide mi fermo e invito la direttrice Tervilli ad aprire l'audio. Mi sente? Sì, grazie professoressa Berton. Grazie professoressa, è stata assolutamente esaustiva e ci ha dato la possibilità proprio di vedere quali sono le opportunità a 360 gradi, l'offerta formativa di questo ITS, che valorizza ancor più quella che è il nostro territorio e le nostre opportunità. Quindi grazie, mi sono inserita io, ma appunto dando la parola alla dottoressa Tervilli per chiedere quali sono quindi le opportunità di collaborazione fra una struttura così organizzata e composita all'interno del nostro territorio con il nostro sistema Confartigianato, che è altrettanto presente e distribuito in tutto il Veneto. Grazie professoressa. Grazie, sicuramente dico, però prima vorrei porre l'accento su una cosa. Immagino che tutti abbiate notato che la dottoressa Berton ha messo più volte il cenno sulla parola valorizzazione del prodotto. Io aggiungerei anche sostenibilità,
Sostenibilità, infatti, i 2 corsi del marketing in particolare li stiamo modificando proprio in funzione della sostenibilità, che non è solo una sostenibilità ambientale, ma è anche una sostenibilità sociale ed economica. Questo non dobbiamo mai dimenticarci, no? Comunque, che cosa ci piacerebbe poter fare con le aziende? Lavoriamo con molte aziende, mi viene in mente anche l'Ave Probi per quanto riguarda il biologico nella zona di Buttapietra, però è importantissimo la disponibilità da parte delle aziende di ricevere studenti in stage, che devono essere ovviamente, qual è il problema? Che le aziende siano coerenti con il percorso che i ragazzi stanno facendo. Poi sarebbe anche interessante avere delle docenze per ruoli professionali. Allora, la dottoressa diceva almeno il 70%. La normativa prevede che almeno il 50% dei docenti provenga dal mondo del lavoro. Nel nostro Istituto Tecnico Superiore Academy abbiamo il 70% mediamente, quindi abbiamo superato di gran lunga, proprio perché ci siamo resi conto di come questo portare l'esperienza all'interno, sia l'esperienza lavorativa all'interno dell'istituto, sia fondamentale anche per stimolare gli interessi dei ragazzi. Ovviamente ancora la disponibilità da parte delle aziende di ricevere in visita gli studenti nelle aziende. I loro partenariati sono molto importanti e perché no anche qualche sponsorizzazione, che quella non fa mai male. Ecco, se le aziende di Confartigianato possono essere interessate a questi aspetti di collaborazione. Ah no, dimenticavo, c'è un'altra cosa che lì non è scritta ma che è molto importante, la coprogettazione. Cioè le aziende dovrebbero quantomeno esprimere quali sono i loro bisogni, ma anche in forma molto semplice o proprio tramite Confartigianato e dire i nostri bisogni sono questi. Noi siamo arrivati al miglioramento, io credo, del percorso con la sostenibilità proprio perché ci è stato chiesto approfondite l'aspetto della sostenibilità e questo è un discorso che faremo. Quindi io credo che la coprogettazione sia una cosa estremamente importante. Ecco, se qualcuna delle vostre aziende, io mi auguro molte delle vostre aziende possono essere interessate a uno di questi aspetti, lo possono comunicare alla segreteria centrale, di cui vedete gli estremi, e possono dire a me interesserebbe questo e noi ci mettiamo in contatto, ci diano gli estremi per poterci mettere in contatto, così potremmo decidere anche che cosa fare in maniera concreta. Gli altri contatti sono quelli Instagram, Facebook, YouTube, sito internet, che ovviamente sono ormai conosciuti a menadito da tutti. Ecco, questo è l'aspetto delle aziende, però la coprogettazione, la possibilità di ricevere questi agenti in stage, e poi non osavo dirlo, ma credo che sia opportuno magari assumere questi ragazzi che hanno delle competenze che sono notevolissime, perché effettivamente noi stiamo lavorando per competenze e io credo, anche poi chi parlerà dopo di me potrà dire che effettivamente questi si vedono i risultati. Vi ringrazio per l'attenzione e vi ringrazio soprattutto per questa opportunità di parlare direttamente alle aziende. Grazie dottoressa Gusella e dottoressa Rosoleni. Grazie professoressa. Devo dire che la presentazione, grazie professoressa Berton, la presentazione è stata a dir poco esaustiva e quasi cercano anche un po' di rubarci il lavoro, insomma, nel senso che ovviamente siete gentilissime ed è il vostro lavoro quello di cercare di raccogliere la maggior parte di segnalazioni di interesse per collaborare con voi, ma anche un po' quello che è il nostro ruolo, no? Come associazione di categoria, di far sistema, di raccoglierle e di convogliarle verso di voi con un'attenta analisi e anche un'analisi, un approfondimento specifico. Dottoressa mi passi la battuta, professoressa. Mi permetta. Possiamo anche lavorare insieme? Ma certo, ecco, ma infatti ho detto mi consenta assolutamente, ed è il motivo per cui
abbiamo organizzato anche insieme questo tipo di serate. Mi cosete la battuta perché mi ha proprio preceduto, avevo la mia scaletta punto a punto e lei me l'ha proprio così tolta di bocca. A parte le battute, vi ringrazio e credo che sia adesso appunto il momento di sentire anche la voce di una delle vostre imprese, la testimonianza di Lorenzo Salvagno, responsabile dell'azienda Redoro, Frantoi Veneti di Grezzana. Quello che volevamo chiedere è qual è stata appunto la sua esperienza, la vostra esperienza con gli ITS, avere un ragazzo giovane, una mente fresca al vostro interno e che consigli anche darebbe poi a un collega, a un suo collega, ad un imprenditore sull'opportunità, la possibilità di accogliere un giovane all'interno delle proprie fila. Quindi se chiedo a Lorenzo di accendere il microfono. Ok, mi sentite? Eccolo, buonasera e grazie. Buonasera a tutti voi, vi ringrazio anche per questo bel incontro. Beh, come azienda, la nostra è un'azienda qua di Grezzana, produce olio ancora da lontano 1895. Si è partiti dalla terra e poi ci si è espansi man mano che il mercato si apriva e fino ai giorni nostri contiamo di 3 punti di produzione e pertanto diciamo che l'azienda si sta un po' sempre più evolvendo, cercando di recuperare risorse umane e per noi avere questo vostro supporto dell'ITIS dove diciamo ci sono questi ragazzi formati che si propongono alle aziende magari con progetti innovativi, ben vengano, ecco. Noi siamo ben lieti di averli ospitati, ogni anno cerchiamo, anzi come azienda cerchiamo queste opportunità perché ci danno modo anche di aprire la nostra azienda ad altre idee sempre più giovani e fra l'altro abbiamo anche la necessità di utilizzare sia risorse umane ma anche innovazioni dovute anche a prodotti della terra, anche prodotti ecosostenibili, prodotti che magari erano di scarto e creare delle opportunità nuove. Ecco, con voi stiamo un po' facendo questo percorso. Grazie Lorenzo e direi che questa è proprio l'attestazione, la dimostrazione che stavamo cercando. E chiederei a questo punto a Riccardo, che quindi è uno studente dell'ITS che ha fatto lo stage presso la vostra azienda, giusto? Di sentire il suo punto di vista. Riccardo, come ti sei trovato? Cosa ti è piaciuto? Quali sono stati gli elementi di forza di questo stage e cosa sei riuscito a portare in azienda e che cosa soprattutto dall'azienda hai portato a casa? Certo, buonasera a tutti, io sono Riccardo, uno studente del secondo anno dell'ITS di Verona e ho frequentato il mio stage presso Redoro Frantoi Veneti. Per me è stata una grande opportunità quella di entrare in un'azienda leader del settore che mi piace, quindi del settore olivicolo. E ho fatto 900 ore di stage, ho incontrato delle persone super competenti, dei grandi imprenditori che da anni, anzi ormai da più di un secolo, lavorano con l'olio, con le olive, con la terra. Ho potuto dare quindi il mio contributo anche grazie ad un progetto avviato con il signor Lorenzo, un progetto innovativo. La signora Tervilli prima parlava di valorizzazione e di innovazione, quindi è proprio calato a fagiolo, mi piace che siano le due parole chiave dell'incontro anche e pertanto mi sento molto d'accordo. La professoressa Berton prima citava, la chiamo professoressa perché è una professoressa, insomma, dottoressa è la stessa cosa. La prof, sempre la prof. La professoressa Berton prima diceva che a fine delle 900 ore di stage il corso conclude insomma con un project work. Io ho potuto quindi fare il project work proprio su un progetto avviato con l'azienda Redoro, che consiste proprio nella valorizzazione di un sottoprodotto di lavorazione che è la
sansa di oliva, la sansa vergine, quindi la polpa, le buccette, il nocciolino che rimane dall'estrazione dell'olio, l'abbiamo denocciolata, essiccata e così creato un prodotto ad alto valore aggiunto. Un prodotto salutare, adesso sono molto conosciuti i functional food, gli healthy food, no? Noi, valorizzando questo sottoprodotto, abbiamo creato un prodotto che non appartiene al settore olivicolo, ma siamo bensì sul settore della panificazione. Pertanto questo è un po' quello che stiamo facendo dall'inizio dello stage. Sto ancora collaborando con Lorenzo, stiamo ultimando il prodotto che poi quindi entrerà anche in produzione. Faccio una riflessione anch'io da studente dell'ITS sull'importanza dell'ITS. Secondo me il percorso di studi dell'ITS valorizza proprio il mondo imprenditoriale, lo valorizza soprattutto anche come settore di appartenenza delle imprese. E inoltre l'ITS, parlando anche con i compagni, che siamo un bel gruppo, un coeso, assolutamente educa il mondo del lavoro, ti mette nelle condizioni tali da poter entrare nel mondo del lavoro preparato, dove tu puoi proprio esprimerti a meglio delle tue opportunità, dando anche a valorizzare quelli che possono essere alcuni sogni nel cassetto che prima forse non conoscevi, dandoti un'ampia gamma e un'infarinatura generale su tutti quelli che sono le filiere agroalimentari, sulla distribuzione, sulla trasformazione, sul commerciale e ovviamente sul marketing, che è un po' il taglio del corso. Quindi mi preme dire, concludendo, che è importante che ci sia una collaborazione fra ITS e le imprese, perché gli studenti sono giovani che vogliono comunque migliorare il mondo imprenditoriale agroalimentare, soprattutto, che è un po' anche legato alla tradizione, la tradizione italiana sul cibo, insomma, sulle produzioni della terra. E quindi ecco, queste collaborazioni sono uniche proprio per un futuro più propenso, innovativo, sostenibile, come diceva la dottoressa Tervilli, dal punto di vista sia economico che sociale che anche ambientale. Grazie Riccardo. Direi alla professoressa Tervilli e alla professoressa Berton che se questi sono i ragazzi che frutto proprio del vostro lavoro, la collaborazione e l'impegno da parte nostra non può che essere a 360 gradi. Grazie Riccardo, davvero ci hai dato anche ulteriori spunti di riflessione, soprattutto legati al fatto che dalle tue parole sono emersi ancor più quelle che sono le parole chiave che ci spingono all'operato quotidiano di questi giorni. Lo diceva anche il Presidente all'inizio: innovazione, sostenibilità, e mi permetto anche di aggiungere, visto la tua esperienza, ibridazione di lavori, perché soprattutto da una tua esperienza basata appunto da un prodotto specifico, come dicevi, del settore dell'olio, siamo passati al settore della panificazione, quindi una collaborazione a 360 gradi che può portare solamente ad un miglioramento del sistema imprenditoriale veneto. Grazie ancora Riccardo. Io a questo punto volevo un attimo dare un po' di movimento, di farvi lavorare un po', pochissimo, lanciando un breve sondaggio. Abbiamo visto, grazie anche alla professoressa Tervilli, appunto due modalità principali di partecipazione all'attività della vita dell'ITS da parte delle nostre imprese. Da una parte è stato chiesto dall'ITS che le imprese possano offrire una testimonianza o una docenza, una coprogettazione anche da parte delle imprese appunto nei confronti dell'ITS, dall'altra di ospitare in stage o in apprendistato uno studente come Riccardo. Quindi io lancio adesso il sondaggio e vi chiedo in pochi minuti di rispondere. Chiedo alle imprese di rispondere per dare un po' così anche a pelle su quale potrebbe essere l'opportunità migliore che credono e che pensano di poter cogliere. Nel frattempo, lo lasciamo aperto qualche minuto, chiederei ai relatori della tavola rotonda di prepararsi. Marica Baron, Caseificio Montegrappa, Stefano Fior, Cereal Veneta,
Sabrina Gasparini della Panetteria Gasparini e Francesco Palmisano di Dolci Palmisano SRL. Se cortesemente accendono il video e anche l'audio, direi. Buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. Ci diamo ancora qualche secondo, giusto per terminare il sondaggio, se tutti hanno risposto. Intanto comincerei così, in ordine alfabetico, per non far torto a nessuno e per parità anche di genere. Chiederei a Marica Baron, caseificio Montegrappa, di introdurre questa tavola rotonda. Vi chiediamo un po' qual è la vostra esperienza, l'esperienza della vostra azienda, cosa fa, da dove viene e soprattutto perché secondo voi è importante avere figure tecniche specialistiche come queste che vengono formate dall'ITS, averle all'interno della vostra azienda. Quindi Marica. Eccomi qua, buonasera a tutti intanto. Mi preme solo una cosa, io rappresento il caseificio questa sera, i miei titolari purtroppo avevano un impegno, comunque non è stato possibile partecipare e quindi porto i saluti da parte di Fernando e di Nicola Favero, che sono appunto i titolari i soci del caseificio Montegrappa. Allora, noi siamo una piccola realtà nella Pedemontana Veneta. Okay, il nostro caseificio è nato nel 1998, conta circa una ventina di addetti e è un'azienda giovane, sì, moderna, innovativa, però molto legata, diciamo, anche all'antica tradizione casearia veneta. Giusto per dirvi un attimino, noi produciamo quei formaggi tipici della zona, quindi il morlacco del Grappa, il bastardo del Grappa, oltre a tutta una serie di prodotti freschissimi, sia di latte vaccino che di latte caprino, comunque da raccolta di latte del territorio. Diciamo che è un caseificio artigianale a tutti gli effetti, nel senso manca quella parte che può essere non ci sono processi industrializzati, per capirci, quindi non sono standardizzati e quindi a tutti gli addetti sono richieste delle qualità, soprattutto diciamo grande manualità, passione, esperienza, che sono, penso, delle caratteristiche del mondo artigiano che insomma conosciamo tutti. L'operatore, come dicevo, è fondamentale, deve saper vedere le cose, deve saperle capire, perché stiamo parlando comunque di elementi vivi, no? È sicuramente appunto un mestiere molto più complesso, proprio perché non c'è automazione, essendo un lavoro molto, molto artigiano. Posso dirvi che tutti gli addetti che abbiamo nel nostro caseificio sono persone provenienti o da realtà ben diverse, quindi dal mondo del lavoro completamente diverse, oppure in molti casi abbiamo ragazzi usciti dall'università oppure dagli istituti agrari che si sono comunque formati all'interno dell'azienda. Quello che noi riscontriamo, diciamo che ho letto anche un po' i programmi, ringrazio perché non ero a conoscenza di tutti questi bei percorsi che l'ITS, cioè sì, sapevo però non approfonditamente come ho sentito questa sera, quindi sarà mia premura portare in azienda un po' il resoconto anche di tutta la serata e di tutte le attività e le iniziative che vengono portate avanti con l'ITS. Dicevo che una peculiarità che noi evidenziamo nel nostro settore è quello che, e questo lo dico con la voce del mio titolare Casaro, okay, Casaro di vecchia data, che dice non ci sono più scuole che insegnano a fare il casaro, cioè questa figura specifica. Quindi noi troviamo questa grande problematica, a parte la scuola di Cuneo o qualche accademia casearia privata, diciamo non esiste più questa scuola specifica, almeno quello che noi riscontriamo.
Comunque per quanto riguarda percorsi formativi, noi accogliamo molto spesso ragazzi che ci chiedono di fare i tirocini, solitamente sono da istituti agrari comunque, però vediamo che in ogni caso quelle 15 giorni, quelle 3 settimane sono veramente poco per far vivere l'azienda, e poi uno non può vedere, diciamo, il vero cuore dell'azienda, ok? Quindi vedo qui che comunque 900 ore danno la possibilità a un giovane di crescere, di vedere e di portare la propria esperienza. Sicuramente è una cosa molto molto bella. Quindi posso dire, mi faccio voce col titolare, che sicuramente siamo interessati a questi percorsi e concordiamo molto che un periodo di teoria sia cosa buona, però poi pensiamo che più di tutto sia necessario un percorso ben strutturato di formazione concreta presso le aziende. Quindi credo che, insomma, state portando avanti dei progetti veramente molto molto significativi. Grazie Marica. E sicuramente appunto l'abbinamento fra teoria e pratica è uno degli obiettivi principali, no? L'Istituto Tecnico Specialistico l'Istituto Tecnico Superiore consente proprio questo tipo di approccio, che è quello che serve per le nostre aziende, per farle crescere, soprattutto anche per quelle aziende che, come la vostra, coniugano tradizione fortissima ma anche grandissima innovazione, perché comunque anche scorrendo il vostro sito si vede, no? C'è la pagina principale che parla di tradizione e quella successiva che parla di innovazione, e quindi è un fil rouge che si ripropone e che continua, anzi direi che proprio senza soluzione di continuità arriva in Cereal Veneta, dove chiedo a Stefano Fior di raccontarci un po' la sua azienda, un'azienda a conduzione familiare che è partita tanti anni fa e che si è sviluppata però in modo importante, in modo esponenziale, investendo tantissimo in ricerca, sviluppo e anche sul piano commerciale. Quindi chiederei a Stefano un contributo su questo. Bene, innanzitutto buonasera a voi e grazie per l'invito. E come ha anticipato Elisa, l'azienda come ce l'avete azienda familiare, il quale è composta da parte dei genitori e anche poi di mia presenza, di Valentina, mia sorella. Quindi siamo una delle aziende che hanno avuto modo di fare la famosa integrazione generazionale, che è tanto discussa e in parte anche criticata, diciamo così. Produciamo quelli che sono i semilavorati che derivano da cereali, legumi e semi, e forniamo le grandi industrie, quindi le aziende che producono prodotti da forno, pasta, snack, e sostitutivi della carne, e salse e zuppe. E ad ora siamo costituiti da 30 collaboratori e operiamo nel mercato principalmente italiano, ma come invece ha detto Elisa ci stiamo strutturando anche per il mercato estero. L'azienda, diciamo che la nostra particolarità a livello artigianale, dopo questo si ripercuote positivamente anche nell'attività stessa che viene svolta quotidianamente, proprio la ricerca e sviluppo, nel senso che fin dalla fondazione il mio papà ha avuto una direzione che riguarda sempre la ricerca di un'alimentazione sana, e quindi di conseguenza si percuote, dicevo, nella costante analisi, studio di processi di trasformazione. E questo comporta ovviamente quello che è una struttura di un gruppo di ricerca nel laboratorio qualità, costituito da, in qualche modo, laureati, logicamente con competenze specializzate a riguardo, e di conseguenza, non essendo puramente necessario inventare il prodotto, ma poi questo deve essere anche venduto e proposto, questo naturalmente richiede anche un aspetto di commercializzazione importante, dato che le grandi multinazionali sono estremamente complesse da conquistare, anche in piccola parte, e quindi questo ci ha portato anche nell'investire nel marketing in maniera considerevole, nel commerciale. E adesso, finché vi stavo ascoltando e sentivo quelle che sono le esperienze, la formazione tecnica e anche, diciamo, io la definisco pragmatica, cioè con stage in azienda
e con una pratica, diciamo, di quanto si studia, dal mio punto di vista un supporto. Tant'è vero che sentendo, faccio un esempio, l'Erasmus anche all'estero, e la cosa di fatti che in Italia criticano è criticata molto da un punto di vista, diciamo, di studi, e mi riferisco a quelli universitari, è che c'è un'enorme quantità di teoria e quello che manca proprio l'aspetto, insomma, di pratica, ovvero quelli cosiddetti stage e tirocini. E l'ITS, da quanto ho letto, da quanto ho anche udito e ascoltato in qualche modo anche Riccardo, con il quale mi congratulo per quanto sta svolgendo, è un'attestazione penso molto molto importante e che dia anche alle aziende in parte modo artigiane, dove che denoto, e lo vedo io stesso che mi sto fraziono la mia giornata lavorativa in molte cose diverse, e come anche molti altri collaboratori, avere una persona che abbia già un approccio che sia più rivolto alla praticità, quindi all'operatività, piuttosto che esclusivamente teorico, è qualcosa che agevola anche potenzialmente il lavoro delle aziende artigiane, dove non avendo a disposizione, diciamo, un numero di collaboratori da 300, 500, 1000 persone, la cosa necessita che sia più agevolata, più, diciamo, un periodo di formazione, e che la persona, avendo già degli elementi e le basi, possa permettere un'interazione, un'interlocuzione con i colleghi più celere, in un modo più veloce, più celere e anche più efficace. Questo è quanto posso dare come attestazione. Grazie Stefano. È fondamentale il contributo di aziende come la vostra, che appunto hanno al loro interno figure molto operative, ma anche figure invece che arrivano da un'esperienza universitaria, ed è ancor più un risultato per noi già vincente il fatto di riscontrare da parte vostra questo interesse nella figura degli studenti dell'ITS, che appunto, come dicevi tu, riescono a coniugare al meglio senso pratico, pragmatismo e invece grande professionalità e grande competenza anche teorica. Grazie Stefano, quindi dalla materia prima passerei al prodotto finito, perché dalla farina passiamo alla panetteria, e chiederei a Sabrina Gasparini, socio amministratore della panetteria appunto Gasparini, un suo punto di vista sull'utilità appunto di avere figure tecniche specialistiche come quelle che sono state presentate oggi, non solo nella parte, diciamo, della produzione, ma anche quella della commercializzazione e della promozione. Parlavamo l'altro giorno appunto che i vostri punti vendita sono distribuiti un po' in tutto il territorio, ma l'elemento che vi contraddistingue anche un po' rispetto magari ad altre realtà voi simili, altre realtà produttive, è quella che avete un canale e-commerce molto, molto sviluppato e quindi avete saputo cogliere appunto anche le possibilità che il marketing e i social sanno dare in questo momento. Quindi grazie Sabrina per il suo contributo. Allora, grazie e buonasera a tutti. Allora, cerco di rispondere alla domanda, anche se magari mi sarebbe più facile parlare un po' dell'azienda proprio per spiegare anche il percorso. Ma faccia anche quello, ci mancherebbe. Siamo arrivati a questo, nel senso che è l'ultimo anello, ecco, è l'ultimo percorso che abbiamo fatto, quello dell'e-commerce. È stato un po' anche una scelta un po' obbligata dal Covid, eccetera, che ci ha spinto a sviluppare questo canale. E comunque la storia della nostra azienda è abbastanza, non dico interessante, ma insomma è una storia di un'azienda che fa 50 anni quest'anno. Sono partiti i genitori, siamo 3 sorelle, quindi un'azienda femminile, e stiamo portando avanti comunque questa realtà, e ha visto già varie evoluzioni la nostra azienda, perché non è l'azienda che hanno fondato i genitori, non è l'azienda che gestiamo noi, e stiamo vivendo un'altra fase ancora di riorganizzazione, e quindi questa riguarda proprio anche l'innovazione dei canali di vendita e anche di prodotti nuovi. Noi siamo partiti, appunto, i genitori facevano solo pane,
tra l'altro destinato anche alla grande distribuzione, quindi a supermercati, mense, rivendite. Nel 92 siamo entrati noi, quindi è iniziata tutta l'esperienza dei punti vendita, quindi un nuovo tipo di business, e appunto adesso c'è anche la necessità, ma anche la voglia di dare un'organizzazione e una innovazione alla nostra attività, perché vediamo comunque che i consumi anche del pane come settore principale, i consumi pro capite sono in calo, però noi non ci arrendiamo, cerchiamo di far capire comunque che il nostro prodotto comunque che deve essere presente nella dieta alimentare, perché è un prodotto comunque che utilizza materie prime di qualità e quindi deve essere assolutamente presente nella dieta. Però ci stiamo anche specializzando in tutti quelli che sono i prodotti che richiede il mercato, insomma. Quindi stiamo veramente creando dei nuovi canali e abbiamo utilizzato anche una nuova risorsa che è appunto quella di mia nipote, che si è laureata in marketing e comunicazione, che ci ha permesso di ampliare, di far conoscere insomma la nostra azienda anche sui social, quindi ci ha permesso di cambiare un po' l'immagine della nostra azienda. Quindi quando ci hanno chiesto anche di dare testimonianza per questa serata, la prima domanda che mi è venuta era: ma noi cosa c'entriamo con queste figure? E invece c'entriamo, e anzi ringrazio perché mi porto a casa tanto, nel senso che mi è servito, perché avevo letto sì le figure che escono da questi profili, ma penso veramente che sia un'opportunità per le aziende. Anche noi abbiamo comunque 50 addetti, quindi siamo piccoli ma non troppo, quindi non siamo più, abbiamo bisogno di aiuto, soprattutto nelle fasi di innovazione, e noi siamo un'azienda comunque che investe anche nella formazione del personale, ci crediamo, abbiamo un percorso anche di psicologa del lavoro già da anni e abbiamo attivato comunque delle collaborazioni con le scuole, quindi abbiamo fatto il conto proprio dopo che ci siamo sentite, abbiamo assunto 4 persone che escono da esperienze di stage o di alternanza scuola e lavoro, abbiamo fatto delle esperienze di apprendistato duale, ecco che magari potremmo essere interessati anche a fare un'esperienza ad un livello più alto, anche perché l'azienda sta veramente vivendo una fase di innovazione. Ecco, sono venute in mente alcune parole chiavi prima. Noi nel nostro imballaggio, quando confezioniamo, abbiamo scritto tradizione e innovazione al vostro servizio, quindi rispecchia un po' la nostra filosofia. Un altro percorso che stiamo portando avanti è quello della sostenibilità, nel senso che comunque nella nostra azienda già dal 2011 ha un impianto fotovoltaico, perché comunque consumiamo abbiamo un alto consumo di energia elettrica per la produzione, e adesso stiamo sviluppando un progetto anche proprio social, volevamo fare anche un video eccetera, per far capire tutte le azioni per la sostenibilità del prodotto, quindi per cercare di non sprecare il cibo a tutti i livelli, quindi dal collocare il pane invenduto a rivendere il prodotto invenduto la sera tramite i social, tramite delle app. Quindi ecco, abbiamo tante idee e abbiamo bisogno di aiuto per realizzarle. Grazie Sabrina, anche il suo contributo è importante e illuminante. E quindi chiuderai questa conversazione, questa chiacchierata come si deve, quindi col dolce. E quindi chiederei appunto a Francesco Palmisano, Dolci Palmisano, di chiudere appunto questo ciclo di interventi raccontandoci un po' della vostra azienda e soprattutto del fatto che avete puntato tantissimo in ricerca e sviluppo, in comunicazione e sistemi di qualità, quindi tutte aree dove gli studenti dell'ITS escono preparati, e quindi colgo anche l'occasione per dire quali sono le modalità secondo voi, secondo lei, di inserire i ragazzi all'interno della vostra azienda attraverso stage, apprendistato. Ci hanno raccontato prima le varie aziende di varie diverse esperienze, diverse modalità. Quale anche secondo voi può essere una scelta vincente? Grazie Francesco.
Grazie Elisa per l'opportunità innanzitutto, è stato piacevolissimo ascoltare i colleghi in quest'ultimo passaggio, gli insegnanti prima, l'introduzione che è stata fatta, perché vabbè, mi ci ritrovo diciamo in tutti quelli che sono gli aspetti che poi alla fine ci accomunano e per lo scopo che poi alla fine ci portano a questa chiacchierata lunga ma comunque molto vissuta molto bene, insomma. E non c'è tema, non c'è discorso che ho sentito trattare che non sia entusiasmante o che sia da dover cogliere. E innanzitutto va bene, sentito dalla parlata, dal nostro accento veneto che un po' ci colloca, noi stiamo diciamo direttamente dal lato laguna veneta. L'azienda che rappresento, Palmisano, diciamo è molto riconosciuta sul territorio veneziano perché è toccato a me, diciamo, di terza generazione. Mio nonno aprì il forno in piazza Burano, nell'isola di Burano, nel 1926, per cui oltre 90 anni di storia. Ho avuto mio papà, anziché avere l'opportunità di trovare un ITS, ho avuto diciamo tutta una storia nata e cresciuta in famiglia, tanta passione, sono cresciuto diciamo sopra i sacchi di farina, ma direttamente con le mani in pasta, perché ormai sono 35 anni che faccio questo lavoro e sono riuscito diciamo riuscito anche con un po' di difficoltà a dover diffondere diciamo quello che è l'interesse e valorizzare un prodotto tipico, pertanto i bussolai di Burano, i biscotti dell'isola di Burano, così tanto riconosciuti, e poi tutte le altre specialità veneziane o venete, perché che dopo ne nasca una disputa simile tiramisù, diciamo, i biscotti buranei, no? Per la loro fama è un prodotto che è nato tra le casalinghe del posto, di conseguenza poi la diffusione o la semplicità nel poterlo riprodurre è diventato un qualcosa molto amato. Però oggi diciamo che ormai noi nell'azienda che poi ho aperto negli anni a Jesolo ne produciamo circa 30 quintali al giorno di questi biscotti, pertanto devo dire che più valorizzare è stata molto apprezzata come tradizione e questo mi ha permesso in sostanza di entrare un po' in tutte le case. Toccando direttamente il punto, Elisa, relativamente a quello che è innovazione, ricerca e sviluppo, ho avuto la fortuna, ecco, ascoltavo prima 2008 la nascita degli ITS e diciamo più o meno a quel periodo sono stato avvicinato, diciamo, ho avuto la fortuna di sentirmi avvicinare da una figura estremamente molto importante nel mio percorso, perché questa persona arrivava da Innovazione Strategica Tecnologica di Barilla e aveva il desiderio di poter, una volta licenziatosi da Barilla, pur in un'età ancora molto, aveva 50 anni, e mi avvicinò perché voleva condividere un progetto, una sorta di esempio adesso non ricordo il nome del ragazzo che diceva dal nocciolo dell'oliva abbiamo ricercato un qualcosa di estremamente interessante poi per la panificazione. Questo signore qua appunto mi avvicinò perché dice: sto cercando un'azienda giovane, un'azienda che abbia voglia di investire in ricerca e sviluppo, cosa più faticosa poi per la nostra cultura artigiana, perché tutto ciò che noi produciamo artigiani non vorremmo mai, cioè il pensiero è quello di poterlo vendere nei nostri negozi entro sera. Però la mia realtà praticamente io produco diciamo e quasi esclusivamente all'ingrosso, abbiamo solamente uno spazio annesso alla nostra attività all'ingrosso e poter produrre o fare della ricerca pensando poi di comunque realizzare ciò che stavamo testando non è stato fattibile, pertanto è stato parecchio dispendioso dover lavorare in ricerca e sviluppo per anni fino a poi che la cosa ha trovato diciamo i suoi sviluppi, perché diciamo che il salto di qualità è stato fatto non più solo pensando ai prodotti diciamo tipici che ormai da 3 generazioni facevamo in famiglia, ma con questa figura abbiamo guardato diciamo a prodotti di innovazione strettamente innovativi. Fatto sta che dal nostro brand Palmisano poi si sono scaturiti altri brand, tra cui Alevo, che sta proprio come acronimo di alimentazione evoluta. E da lì abbiamo avuto necessariamente bisogno di certificarci IFS BRC, ci siamo certificati all'AL e abbiamo ricevuto le autorizzazioni ministeriali per tutte le produzioni di prodotti dietetici,
prodotti che vanno bene, e studiamo prodotti per la prima infanzia fino ai prodotti per i diabetici, i celiaci e di conseguenza poi per le diete o intolleranze, insomma. Pertanto un excursus nel mio percorso appunto di questi 35 anni di molta passione, perché appunto l'ho incontrata fin da bambino. Poi a dar seguito, diciamo, a questa opportunità legata appunto a questa figura che mi ha dato questo grosso stimolo per poter innovare soprattutto, e di conseguenza da lì in poi ne è venuta necessariamente il bisogno di trovare comunque altre figure, e queste naturalmente in questi 15 anni sono state via via appunto introdotte in azienda, naturalmente approfittandone in primis dell'apprendistato, di conseguenza poi di tutti quelli che sono le forme di stage che possiamo cogliere. Poi insomma Jesolo, noi adesso l'azienda appunto dal 2003 ha sede a Jesolo, teniamo sempre il punto storico nell'isola di Burano perché quella non si può lasciare, il nostro forno di famiglia dove si continua a panificare e far dolci, ma a Jesolo diciamo con l'ultimo ampliamento adesso sono 3.000 metri di superficie, 800 kg ora di produzione, pertanto con il 2020 diciamo abbiamo ancora strutturato e potenziato la produzione, adesso diciamo ci troviamo in un trampolino di lancio. Le figure nel tempo introdotte sono state figure legate dapprima alla mia cultura, diciamo molto più legata alla produzione, e pertanto il responsabile qualità con una figura laureata in scienze e tecnologie alimentari, e successivamente una figura laureata in biologia, e poi delle figure via via introdotte, sì, comunque con laurea in marketing e comunicazione. Queste figure a volte anche proprio per la pesantezza nel dover reggere anche tutte queste nuove situazioni con dei fatturati, con dei volumi tutti alla scoperta, perché le fiere sì ci hanno permesso nel tempo di farci conoscere un po' in giro nel mondo, però poi man mano diventava satura la condizione e la capacità produttiva, diciamo siamo forti sul territorio come distribuzione nazionale, adesso naturalmente guardiamo all'estero e di conseguenza adesso diventerebbe veramente indispensabile poter introdurre una persona con conoscenza nella comunicazione marketing o digital marketing, approfittando poi anche, cogliendo le opportunità che oggi vengono molto, molto supportate da quello che è incentivi a queste situazioni di innovazione date appunto dalla comunità europea. E pertanto ringrazio, ho conosciuto diciamo una realtà nuova, ITS c'è anche a Jesolo, solamente si occupa di turismo, non si occupa di agroalimentare. Ascoltare le due insegnanti è stato piacevolissimo, hanno fatto una carrellata molto chiara. Spero di poter attingere, se non di poter anche eventualmente do disponibilità anche per portare la mia esperienza tra gli studenti, perché riconosco, come diceva l'insegnante prima, che, e questo lo faccio con il nostro istituto alberghiero qui di Jesolo, mi sono prestato anche nel mese scorso appunto a portare testimonianza o a condividere con i ragazzi la mia esperienza. E se non che all'interno dell'azienda sto realizzando anche un'academy, e pertanto la voglia appunto di aprire le porte un po' a tutti, ai consumatori, ai liberi professionisti e comunque alle persone che amano l'agroalimentare, ecco. Grazie ancora e spero di poter collaborare con l'istituto. Grazie Elisa, grazie a tutti, buonasera. Grazie Francesco, e il suo intervento finale proprio mi lancia l'assist, perché siamo arrivati alla fine di questo incontro, quasi alla fine di questo incontro, e appunto prima di passare la parola per le conclusioni e le valutazioni finali al presidente Renzo Bettiol, presidente regionale della Federazione del Gruppo Caseari, volevo appunto invitarvi a partecipare anche ai prossimi incontri o eventualmente a recuperare le registrazioni di queste serate attraverso i nostri social, il nostro canale YouTube, perché appunto, come diceva adesso Francesco, ci troviamo tante volte a poter essere agganciati a più
realtà. Stiamo parlando questa sera dell'ITS agroalimentare, ma voi siete a Jesolo, quindi all'ITS turismo, ma anche in altre strutture gli altri ITS possono essere, presenteranno profili formativi che potrebbero interessare davvero a tutte le aziende del nostro comparto del sistema artigiano. Volevo condividere brevemente, appunto, prima di passare la parola, i risultati di questo sondaggio. Allora, fondamentalmente la maggior parte di voi è disponibile, e questo credo sia un risultato molto importante che forniamo alla direttrice dell'ITS, ad ospitare in stage o in apprendistato uno studente. Quindi sarà nostra cura poi girare i riferimenti delle aziende a voi, in modo da poter appunto prendere contatti e poter valutare le possibilità di collaborazione anche in questo senso. Un po' più timidi i nostri imprenditori nella proposta di offrire una testimonianza di docenza dell'ITS, però insomma confidiamo che avendo anche rotto il ghiaccio questa sera e avendo anche dimostrato che si può, possiamo veramente pensare a queste forme di collaborazione e avviare un percorso di crescita insieme. Io quindi passerei a questo punto la parola, nel ringraziarvi e nel salutarvi, al presidente Renzo Bettiol, che vedo collegato, eccolo, per i saluti e le valutazioni finali. Grazie Presidente, buonasera. Buonasera a tutti, è stato un piacere seguire, scusatemi, io purtroppo ho anche dei problemi col computer che fa i capricci, ed io, non essendo un tecnico del computer, devo subirne le conseguenze. Mi sentite? Sì, io non vi sento. Sì. La sentiamo e la vediamo, quindi lei proceda. Bene, allora, buonasera a tutti, grazie alle persone che hanno partecipato così con tanto interesse a questa iniziativa promossa dalla Confartigianato, e io mi compiaccio per questo. Sono contento perché ho sentito delle cose che non immaginavo, e soprattutto ho scoperto un'altra parte dell'ITS che già conoscevo in parte. Comunque credo che l'iniziativa sia importante per i temi che ha toccato e per aver messo a confronto varie idee tra gli imprenditori e i tecnici. Una tavola rotonda per me è stata questa, che ha messo a confronto i tecnici e le problematiche che noi imprenditori dobbiamo affrontare purtroppo ogni giorno. Un grosso problema tra questi è proprio la referibilità delle imprese di personale. Questo è un grosso problema, un problema che purtroppo ogni giorno colleghi, ma altre persone mi parlano, dicono: noi abbiamo un problema di reperire personale. Io credo che la collaborazione tra ITS e Confartigianato sia una cosa molto importante. Io direi anche di incentivarla questa collaborazione. Credo che non molti siano a conoscenza di questi, purtroppo. Però credo che sviluppandola, promuovendola e avere una più stretta collaborazione, credo che le imprese possono avere come punto di riferimento l'ITS per la ricerca di personale. Credo sia molto importante in questo periodo. Figure professionali è difficile reperirle. Poi, al di là della professionalità, bisogna anche che ci sia anche l'entusiasmo nel lavoro, l'amore per il lavoro, e credo quindi che la scuola può dare anche questi valori a chi deve affrontare il mondo del lavoro. Per cui io sono due parole, solo questo volevo dire, però credo sia importante incentivare la collaborazione tra ITS e Confartigianato e renderla molto più disponibile questa collaborazione tra le aziende e l'ITS, perché in questo modo possiamo risolvere problemi di varie aziende, perché molte aziende si trovano in difficoltà nella continuazione proprio per la mancanza di reperibilità di persone che vogliono lavorare, ma soprattutto formate. E quindi credo che
bene, un complimento e un applauso per questa iniziativa di questa sera. Io vi ringrazio a chi ha partecipato, io ringrazio per le cose che ho sentito questa sera e chi ha dato un contributo, e auguro una buona serata a tutti. Grazie. Grazie Presidente, allora siamo arrivati alla conclusione di questa serata. Vi anticipo che domani riceverete una mail per chiedervi un'opinione, una valutazione sull'incontro e anche per raccogliere la disponibilità di voi imprese per appunto la collaborazione con l'ITS. Sarà un format un po' più strutturato di quello che è stato il nostro sondaggio di questa sera e quindi domani riceverete questa mail. Io concludo ovviamente ringraziando tutti, ringraziando i colleghi, ringraziando soprattutto gli imprenditori, l'ITS agroalimentare che ci ha dato tantissimi spunti di riflessione e credo che con oggi possiamo proprio dire che abbiamo messo le mani in pasta per una buona collaborazione. Quindi vi ringrazio e a presto. Buonasera.